Bene, siamo a Mestre, abbiamo sentito questi interventi per la lista Uniti per Manildo, ma guardi, senza piaggeria, complimenti perché abbiamo ascoltato veramente tanti interventi proprio di spessore e di qualità, quindi veramente una bellissima lista. Le domande sarebbero tantissime, sappiamo che lei ha pochissimo tempo, deve andare da altre parti. Una domanda così per tutte, si è toccato prima fra i vari temi tutti importanti, quello della sanità. La sanità nel Veneto è un tema che ci tocca a tutti. Voi come, lei come Presidente, quali pensa che potrebbero essere così un intervento che se vincete potete cercare di mettere in previsione? La ferma convinzione è che la sanità deve essere pubblica, deve essere un diritto universale garantito per tutti, non deve essere un lusso. Abbiamo liste d'attesa che vengono fermate soltanto perché ci sono 300.000 veneti che ogni anno rinunciano alle cure oppure che ricorrono alla sanità privata. Noi vogliamo un modello di sanità invece assolutamente pubblico, vogliamo rafforzare questo, un piano di rafforzamento di assunzioni di medici, infermieri, operatori sanitari. È fondamentale avere una visione strategica su questo, un riconoscimento molto alto del valore di chi lavora in sanità pubblica, sia dal punto di vista morale, sono degli eroi, sia dal punto di vista del riconoscimento economico. Penso che sia necessario che tutte le regioni d'Italia chiedano al governo che la spesa sanitaria sia pari al 7% del PIL, in questo momento è il 6% e siamo il fanalino di coda in Europa. È la conquista più importante dello Stato sociale, la sanità pubblica. Ritengo che dobbiamo lavorare tutti in questa direzione e dobbiamo poi lavorare sulla prevenzione, una grande intersecazione tra sanità e sociale in cui molti bisogni vengono intercettati prima di diventare sanitari, e questa è una grande volontà della nostra coalizione, del nostro progetto. Grazie. Auguroni, buon lavoro. Ciao, grazie. Le dipendenze non fanno rumore, entrano nella vita senza avvisare, silenziose, travestite da conforto o da semplice abitudine. Si insinuano nei gesti quotidiani, promettendo sollievo e compagnia, ma in realtà consumano la libertà di scegliere. Le chiamiamo pause, sfoghi, piccoli rifugi, ma sono illusioni che lasciano vuoti e silenzi. Ti fanno credere di essere forte, mentre lentamente ti rendono prigioniero. Sono nemici invisibili, capaci di rubare la pace senza che te ne accorga. Ma la consapevolezza è la chiave per riconoscerle e allontanarle. Ogni scelta consapevole è un passo verso la libertà. Vivere davvero significa essere presenti, interi, liberi. Liberati dalle dipendenze. Contatta Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88.